ormai manca praticamente una settimana all'arrivo di tappa a Pieve, come sono le emozioni? La febbre rosa ormai è altissima. Sì, manca giustamente una settimana, vedo che tantissimi negozianti, tantissime associazioni stanno lavorando per rendere sempre più bello e accogliente il nostro paese e questo territorio, quindi un ringraziamento a tutti, all'entusiasmo che stanno mettendo in questa iniziativa che, come ho già detto in altre occasioni, è un'iniziativa che va a favore della promozione del nostro territorio, delle nostre eccellenze attraverso uno dei sport più nobili, più amati a livello nazionale e internazionale. Marzio Bruseghin, che Giro d'Italia stiamo vedendo fin qua? Il Giro d'Italia è molto imprevedibile, a parte Vinegar che è il favorito numero uno, è colui che sta facendo da faro, lui e la sua squadra. Un Giro che sta proponendo giovani nuovi, sta proponendo anche un modo di correre diverso dal solito, interessante penso. Gli italiani, grande prestazione di Ganna. Italiani Ballerini ha già vinto una tappa, Ganna ieri ha fatto qualcosa di fuori, veramente solo la sua portata, e quindi penso che per il momento per il ciclismo italiano sia un giro positivo. Adesso vediamo con continuazione delle tappe e le montagne, speriamo che Spellizzari mantenga le prospettive e le promesse. A 22 anni insomma si può anche permettere di avere qualche giornata non felicissima. Ormai manca poco all'arrivo qui a Pieve di Soligo, che tappa sarà? Ma sicuramente per il nostro territorio bellissima, probabilmente dal punto di vista tecnico è molto probabile ci sarà una fuga importante di tanti corridori, perché ci sono tante squadre che sono venute al Giro per vincere le tappe, ormai tappe da vincere sono rimaste 10 e con tante squadre che hanno ancora ambizioni, quindi sarà probabilmente una tappa da fughe con un trampolino di lancio, il muro locale del Poggio, che sarà probabilmente decisivo ma sarà anche decisivo in tanti fattori, nel senso ci sarà chi cercherà di anticiparlo e chi cercherà di aspettare per essere protagonista in quel momento, quindi doppio spettacolo. Qui abbiamo la famosa maglia nera di Giovanni Pinarello, ci puoi raccontare un po' la storia in breve e come sei arrivato ad averla tu? La maglia nera mi è stata concessa con simpatia dalla famiglia Pinarello, da Carla, che era la sua figlia, e in occasione di questo Giro d'Italia avevo il piacere di rappresentarla qua a Pieve di Soligo e gentilmente me l'ha concessa, insomma. È una maglia molto, molto ambita, era all'epoca. Sì, perché facevano proprio una gara per avere questa maglia, era praticamente l'ultimo arrivato, in quel tempo praticamente non esisteva il fuoritempo massimo, proprio si nascondevano nelle case questo e quello per effettivamente arrivare ultimi, e per loro era un successo, insomma era molto ambita questa maglia. È una emozione unica, veramente una cosa meravigliosa. Per me è un sogno che si avvera, avere un arrivo a Pieve di Soligo dopo tanti anni. Veramente un sogno aver portato l'arrivo a Pieve di Soligo. Puoi descriverci tecnicamente come sarà il tratto finale di questa tappa a Pieve? Ma il tratto finale, partendo dall'ultimo chilometro, che si troverà in leggera discesa, con una curva a sinistra al semaforo di via Sartori, un bel rettilineo fino alla chiesa una curva a destra a 45 gradi, discesa fino al ponte e poi si sale leggermente per arrivare all'arrivo. È un finale di tappa, diciamo, nervoso, ecco, se vogliamo dire. Speriamo che le previsioni hanno messo che quel giorno non dovrebbe piovere, perché altrimenti sarebbe diventato impegnativo molto se pioveva, perché quella curva là, la chiesa è un po' rovescia, diciamo, da fare, ecco. Confidiamo nel meteo allora, grazie.